Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Giornata molto importante perché abbiamo tantissime notizie da darvi. C'è una notizia che arriverà fra poco perché c'è una conferenza stampa che sta finendo proprio in questi minuti che riguarda i vandali che hanno imbrattato il Ponte Vecchio. Ieri sera il nostro telegiornale ha dato la notizia dell'imbrattamento del monumento nazionale e abbiamo anche lanciato un appello per aiutare a cercare, a trovare gli autori di questo vandalismo, e pare che qualcuno si sia presentato, ci sono novità grosse, quindi nel corso del nostro telegiornale ve le forniremo. Adesso invece partiamo con la nostra informazione dall'altopiano dei 7 comuni, dove è in corso proprio in questo momento una sessione di vaccinazione straordinaria creata appositamente dalla Regione, dalla macchina vaccinale messa in piedi dalla Regione del Veneto per il comparto del turismo, per chi lavora nel settore turistico, per andare incontro a quelle che sono le esigenze di un comparto che ha patito tantissimo negli ultimi mesi e che ha bisogno di ripartire. Bisogna ripartire in sicurezza, bisogna ripartire anche dalla sanità. Noi abbiamo sul posto per noi Alex Giuliano e Andrea Benetti che ci raccontano adesso qual è la situazione. Buongiorno Alex, mi senti? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, oggi è una giornata importante per tutto l'altopiano, un settore, quello del turismo altopianese, che ha sofferto molto, che è pronto a ripartire, e oggi, grazie a questa iniziativa organizzata dall'ULSS 7 Pedemontana, sarà sicuramente più facile guardare al futuro con ottimismo. Perché? Perché oggi siamo qui a Roana, nel centro di vaccinazioni, dove è stata predisposta una vaccinazione straordinaria per oltre 300 operatori turistici, personale che lavora nelle strutture ricettive, nei bar e nei ristoranti. Questo per una doppia finalità: mettere chiaramente in sicurezza gli operatori turistici, ma soprattutto garantire la stessa sicurezza anche a chi, speriamo siano in tanti, deciderà di venire a visitare l'altopiano durante questo periodo estivo. Siamo qui in compagnia del vice sindaco di Roana, Christian Vellar. Perché? Perché i numeri di questa mattina hanno addirittura superato quelle che erano le previsioni. Ieri si è parlato di oltre 230 prenotazioni già fatte nel primo pomeriggio. Oggi parliamo di più di 330 operatori che si sono presentati. C'è il 100% di presenza stamattina qui a Roana, ed è stata anche predisposta una linea pediatrica parallela per le vaccinazioni agli under 18, quindi dai 18 ai 12 anni. Vice Sindaco, una risposta importante e una macchina organizzativa che finora ha funzionato perfettamente. Sì, certamente è una risposta importantissima, che tra l'altro era anche attesa perché c'è la volontà appunto del settore turistico di ripartire dopo delle chiusure forzate a causa del Covid, ed è evidente appunto nella giornata di oggi con la presenza del 100% dei vaccinati. Insomma, ecco, sappiamo che sono aumentati anche i numeri, siamo sulle 300 persone, con l'attivazione, come è appena stato detto, anche della linea pediatrica dai 12 ai 18 anni. Numeri importanti, vice sindaco, perché questo testimonia anche la voglia di ripartire non solo del comparto turistico ma di tutto l'altopiano. Dicevamo della macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente. Chiuderà alle ore 13 circa la vaccinazione per oggi. Intanto diamo questa informazione: è stato predisposto anche già un altro giorno per completare, per dare anche risposta alle tantissime richieste che avete ricevuto. Beh, certamente. Allora, ieri abbiamo avuto anche una conferenza stampa col direttore generale Bramezza presso l'ospedale di Asiago, dove insieme alla medicina turistica è stato anche anticipato l'intenzione appunto e la volontà di riproporre una giornata per gli operatori turistici. Ancora non è stata fissata, ma comunque l'intenzione c'è e anche le necessità.
Ecco Ferdinando, nel nostro telegiornale e insomma nei vari momenti di approfondimento di Rete Veneta, di TG Bassano, racconteremo anche di come gli operatori hanno accolto con grande entusiasmo questa opportunità, perché dicevamo 100% di presenze, ma sono davvero tanti quelli che si sono presentati qui tirando un sospiro di sollievo. Ci hanno raccontato, e ve lo racconteremo, di come il vaccino venga visto, venga così identificato come l'unico mezzo per poter effettivamente ripartire, scrollarsi di dosso i mesi difficili. Vice Sindaco, il turismo qui in altopiano quanto ha sofferto e quanto iniziative come queste possono giovare concretamente per la ripresa? Beh, credo che come qualsiasi altra realtà territoriale anche l'altopiano ha risentito molto degli effetti della pandemia. Certamente il vaccino è uno strumento importantissimo, basti pensare che ad esempio nel nostro comune i numeri dei positivi si sono ridotti drasticamente da quando è iniziata la campagna vaccinale. Ad oggi abbiamo solamente 3 positivi, quindi come tutto il resto dell'altopiano ci stiamo avvicinando a un'area veramente covid free, per cui ecco, questo è anche importantissimo nei confronti di una stagione che vuole garantire agli ospiti una serena permanenza anche in assenza di Covid. Quindi questa è l'intenzione e anche l'obiettivo primario che abbiamo. Certamente il vaccino potrà fare molto in questo senso, se non addirittura essere il responsabile principale per questa risposta. Ecco invece un messaggio da mandare ai turisti italiani e stranieri che devono ancora programmare le vacanze, sono lì incerti se decidere di venire o no in altopiano. Che cosa possiamo dire? Beh, l'altopiano si presenta da solo come territorialità, nel senso che gli spazi che ci sono, la natura, le aree aperte e appunto l'organizzazione che si sta attuando anche per la promozione turistica si presta al 100% proprio in un periodo post-Covid. Quindi vediamo anche in base a questi ultimi weekend l'afflusso che si sta riversando sull'altopiano e secondo me già questo parla da solo. Alex, Ferdinando, hai domande? Alex, allora, intanto tutto quello che abbiamo detto è molto interessante, invitiamo i nostri telespettatori a seguire il TG Bassano di questa sera per approfondire i temi che avete trattato finora. Ti chiedo una cosa che esula un po' dal contesto vaccinale, che va più sul turismo. Che aria tira questa mattina ad Asiago? C'è gente che si muove, voi avete attraversato Asiago per raggiungere Roana. C'è un po' di gente che si muove o si vede che il periodo è ancora complicato? Ti confermo che un po' di gente c'è. Ieri abbiamo seguito da vicino una conferenza stampa all'ospedale di Asiago, complice anche il meteo, c'era poca gente in giro per la città. Stamattina attraversando Asiago abbiamo visto tanti turisti fuori ai bar, abbiamo visto tanti residenti o turisti dedicarsi all'attività sportiva, abbiamo visto tanti fare jogging, insomma dedicarsi a quelle che sono le attività che si possono svolgere all'aperto. Possiamo dire che una timida ripresa c'è, la segnaliamo ed è un incoraggiamento e sicuramente un segnale positivo, importante in vista di questa lunga estate che tanti hanno definito l'estate della rincorsa, la rincorsa per provare a fare quel salto che permetterebbe all'altopiano, agli operatori, a tutti quelli che insomma lavorano e vivono di turismo di superare quel fosso delle difficoltà e ripartire effettivamente, concretamente. Ringraziamo Alex Giuliano, il vice sindaco di Roana, per questo collegamento, la parte tecnica di Andrea Benetti. Grazie. Ci aggiorniamo poi con tutte le notizie in più, quello che arriverà da adesso in poi, anche le dichiarazioni, i racconti, la voglia di parlare di chi sta partecipando a questa sessione straordinaria di vaccinazioni per ridare slancio, ridare fiato, ridare ossigeno a un comparto come quello turistico dell'altopiano che ha sofferto davvero molto. Quindi a questa sera, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Torniamo in studio. Allora, avete sentito un collegamento in diretta da Roana, dove si sta svolgendo, che è un po' immaginiamo una sorta di progetto pilota che possa poi andare bene per tutta la montagna veneta, ma anche e soprattutto per il turismo veneto. Campagna straordinaria di vaccinazione esclusivamente per gli operatori del settore turistico, organizzata in questo caso dall'UES 7 Pedemontana, 300 erotti chiamati, 300 erotti, tutti quanti presenti
presenti 100% di presenze, perché il comparto turistico ha capito che senza questa base sarà difficile poi raggiungere i numeri che si vogliono raggiungere per ripartire questa estate. Vi diamo appuntamento, come dicevamo, al TG Bassano di questa sera per tutti gli approfondimenti, le interviste, tutte le dichiarazioni, anche perché ci sono delle storie molto interessanti da raccontare e da sentire in questa situazione. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo e parliamo del Ponte Vecchio imbrattato, e pare che siano stati identificati o che si siano costituiti, passateci il termine, gli autori del gesto vandalico. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Arriviamo dall'altopiano dei 7 comuni, dove è in corso una vaccinazione straordinaria del comparto turistico. Più di 300 le persone convocate, tutti operatori del turismo, più di 300 le persone che sono arrivate questa mattina a Roana per vaccinarsi. Risposta totale, assoluta e molto chiara di un settore che ha fatto molto, ha dato molto, ha molto tribolato e adesso ha intenzione di riprendersi quanto prima. Adesso però passiamo alle notizie di cronaca. Vedo che potremo avere in ingresso uno Skype con Vicenza, però prima di lanciarlo vediamo se riusciamo a collegarci, perché altrimenti abbiamo un collegamento molto importante dal Ponte Vecchio. A questo punto però teniamo da parte un attimo il collegamento con il Ponte Vecchio di Bassano, importantissimo perché parliamo di vandali che hanno rovinato il ponte appena restaurato, e andiamo al volo giusto un paio di minuti da Gabriella Basso a Vicenza per sentire quali sono le ultime novità da Vicenza, perché pare che anche in città ci sia della cronaca oggi. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, la cronaca in primo piano oggi a Vicenza per una ampia, grossa operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Vicenza e con l'intervento della Polizia, della Questura di Vicenza. Un'operazione che vede 17 persone sottoposte a varie misure, tra quella cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, all'obbligo di dimora e di firma, un'evasione fiscale su un fatturato da 30 milioni di euro, la richiesta di un sequestro preventivo di 2 milioni e mezzo di euro, un sodalizio criminale tra varie società e soggetti che vede implicati in questo momento solo indagati anche una funzionario di banca di Bassano e il direttore di un ufficio postale invece di Arcugnano. Una coppia, marito e moglie, a capo di questa organizzazione, 2 soggetti residenti nel Vicentino ma nativi di Padova, società cartiere che venivano utilizzate appunto per frodare il fisco, per l'evasione fiscale. Sembra anche, si sta indagando al riguardo relativamente anche a finanziamenti Covid che sono stati dati dal governo nei mesi di piena pandemia e che avrebbero queste società cartiere beneficiato. Una sodalizio, un'organizzazione che è molto particolare, che vedeva anche sia da una parte appunto queste società cartiere che emettevano fatture per operazioni inesistenti, società invece che effettivamente fatturavano e avevano dei costi che poi imputavano appunto a queste società cartiere. In un terzo passaggio, ed è questa la novità, di una creazione di società cartiere anche all'estero, in particolare in quegli stati dell'est Europa dove le maglie della magistratura o comunque le maglie della giustizia sono forse più ampie, dove era più possibile più facilmente creare società senza particolari controlli, Certo. Allora Gabriella, è un'indagine molto complessa di cui naturalmente parleremo nel TG Vicenza di questa sera. Prima di andare con le altre notizie, abbiamo cronaca ancora e soprattutto che aria tira oggi a Vicenza, zona bianca bis, secondo giorno di respiro.
Allora, intanto sì, c'è ancora cronaca perché c'è anche il bilancio dei primi 5 mesi del 2021 del nucleo operativo speciale della polizia municipale di Vicenza, e quindi parliamo di stupefacenti, parliamo di controllo del territorio, parliamo anche di movida. Ci sono per esempio già state 4 multe per quanto riguarda l'uso degli alcolici fuori dai plateatici, perché sapete che a Vicenza è stata istituita proprio con la fascia bianca, per la movida, questa ordinanza che vieta di bere fuori dai plateatici, ecco, per intenderci. E poi l'aria che si tira a Vicenza, chiaramente con la fascia bianca c'è più serenità, anche se devo dire che tanta gente è perplessa. Il timore che accada quello che è successo l'anno scorso, poi a settembre-ottobre, rimane sempre nell'aria. Naturalmente questa è una perplessità che hanno espresso anche molti nostri telespettatori durante le inchieste che abbiamo fatto. Tutti dicono sì, bene la zona bianca, ma abbiamo paura di ricascarci. Naturalmente se la zona bianca è stata attivata, questo lo diciamo un po' anche per tranquillizzare le persone, e quelle che sono le cose che dobbiamo fare tutti i giorni, mascherina, attenzione al distanziamento, niente assembramenti, igienizzazione delle mani, sfuggire a situazioni che potrebbero presentarsi come pericolose, magari assembramenti in corso o qualcuno che non si sta comportando proprio bene in giro. Questo sommato con la campagna vaccinale che abbiamo appena visto le immagini prima di questo collegamento dall'altopiano di Asiago, altopiano di 7 comuni, con tutti gli operatori chiamati oggi a vaccinarsi, si sono presentati, si stanno vaccinando per dare slancio al turismo. Vuol dire che le cose possono andare verso il bello. È ovvio che dopo un anno e mezzo di quello che stiamo vivendo la gente sia un po' perplessa. Gabriella, di tutto questo allora parliamo nel TG Vicenza di questa sera. Noi ti ringraziamo per questo collegamento, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro, e andiamo a vedere che cosa è emerso dalla conferenza stampa degli imbrattatori del Ponte Vecchio. Buona giornata. Allora, questo era il collegamento da Vicenza. Andiamo adesso a sentire, momento molto atteso perché è un tema importantissimo, è la notizia di questi giorni. C'è stata una conferenza stampa in cui si è parlato dell'operazione di polizia municipale e anche del fatto che pare che qualcuno si sia presentato dicendo sì, siamo stati noi, però non abbiamo ancora tutte le notizie. Ce le dice Angelica Montagna, che con Alessandro Costa Curta è andata in centro storico a Bassano. Conclusa da poco la conferenza stampa indetta dal sindaco Elena Pavan e l'assessore Claudio Mazzocco alla polizia locale per quel gesto che è l'imbrattamento del Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale. Ebbene, i responsabili sono stati trovati, ma è stato grazie anche all'appello lanciato dalle nostre telecamere dell'assessore Mazzocco, che ha chiesto proprio di costituirsi per quanto riguarda questo gesto, e i responsabili, che ha sortito una risposta positiva. Dopo nemmeno un'ora dal nostro telegiornale uno dei responsabili, un bassanese ma residente a Rossano Veneto, ha addirittura fermato una pattuglia che stava transitando in centro dicendo: io voglio costituirmi, ho già detto ai miei compagni di merende, per così dire, io mi voglio costituire e voglio raccontare com'è andata. Questo 19enne in realtà non è l'autore materiale dell'imbrattamento. Gli autori materiali dell'imbrattamento sono un 19enne e un 20enne della zona del Monte Bellunese, come pure anche le ragazze che erano con loro, un gruppo di 6 persone, quindi 4 maschi e 2 femmine. Ora rischiano davvero da 1 anno di reclusione, perché andiamo sul penale ai 2.000 euro di sanzione, oltre naturalmente alle sanzioni per essere stati fuori dopo il coprifuoco, perché ricordiamo che il fatto è avvenuto sabato scorso attorno alle 23:04 e ad essere stati senza indossare la mascherina. Ma non è tutto, perché in realtà, ecco, dopo che questo giovane si è recato in polizia, anche gli altri 2 lo hanno seguito dopo poco con i loro familiari. Sono famiglie borghesi, quindi che non hanno grossi problemi in realtà. Uno dei 2 autori materiali, appunto sempre della zona di Montebelluna,
parrebbe essere, a quanto hanno raccontato anche i compagni, essere abbastanza avvezzo a questi murales in quelli che sono monumenti importanti. Pare non ci sia nemmeno una voglia o un messaggio da dare, ma semplicemente appunto la voglia di imbrattare dove e quando piace e pare. Certo che adesso si è aperto veramente un fascicolo importante per questi responsabili. Il PM, il magistrato adesso vedrà che cosa si può fare per andare avanti su questa cosa che non passerà inosservata. C'è una certa clemenza per il fatto che si siano costituiti, linea dura però invece per quanto riguarda il restauro, il ripristino. Oggi l'assessore Mazzocco ha insistito dicendo non sarà come mettere una tacca a qualcosa, sopra qualcosa che non va, a una malafatta, ma in realtà la balaustra sarà completamente ristrutturata in tutta la sua lunghezza e anche i pali in tutta la lunghezza, dove in realtà è stato sia imbrattato con un grosso pennarello, ci sono dei pennarelli veramente molto grossi e appositi per gli addetti ai lavori, ma anche dove è stato in realtà raschiato il legno. E io direi che mi fermo qui, i nostri telegiornali di questa sera racconteranno tanto altro che è stato detto in sede di conferenza stampa e quindi restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Angelica Montagna, Alessandro Costa Curta per questo contributo. Allora, si sono costituiti, passateci sempre alla parola il termine che magari non è quello più corretto, però addirittura uno dei ragazzi che hanno assistito, che hanno partecipato, è tutto da costruire al momento, quindi bisogna stare un po' sul vago, ha fermato una pattuglia della polizia locale. Dopo i nostri servizi, dopo l'appello lanciato tramite Rete Veneta, ha detto sono stato io, siamo stati noi, e quindi parte tutto un percorso che sarà anche complicato, sarà molto complicato perché avete sentito la pulizia, rimettere a nuovo il ponte non sarà semplicissimo. A questo proposito, giusto per far vedere a chi non avesse visto il nostro servizio di ieri sera, vediamo i danni che erano stati fatti. Questo è il nostro servizio, è andato in onda ieri sera. Individuati in neanche 24 ore, grazie alle 2 telecamere posizionate all'estremità est-ovest, gli autori degli imbrattamenti sul Ponte Vecchio. 4 maschi e 2 femmine, tutti sui 20 anni, ben vestiti. A pochi giorni dalla sua restituzione alla città, infatti, dopo anni di lavori per la sua ristrutturazione, guardate un po' che roba, incivili all'opera. Gente assolutamente priva di rispetto e senso civico ha pensato di scarabocchiare le balaustre appena riportate al loro antico splendore in 3 punti, oltre a strisci realizzati con una punta metallica, scritte che nulla hanno a che vedere con l'arte, solo maleducazione e idiozia nel rovinare un monumento nazionale. La cosa ha fatto infuriare i e le bassanesi che anche oggi abbiamo incontrato. Non è giusto che ci siano certe cose, certi personaggi non dovrebbero esistere, tutto qua. Ci sono degli idioti imbecilli, per dire bene, che si sono permessi di sporcare questo monumento. C'è rabbia, vero? Rabbia, molta rabbia. Già inaccettabile, ma per fortuna tutto è stato immortalato dai 2 occhi elettronici che ne hanno seguito ogni movimento, come ci spiega l'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco. E si vedono chiaramente tutti i loro movimenti, il momento in cui imbrattano, il momento in cui se ne vanno felici, il momento in cui lo compiono per la seconda volta il gesto. Dispiace, ecco. Al momento di cosa devono rispondere? Beh, di reati secondo me ce ne sono 3-4. C'è l'imbrattamento, poi c'è il fatto che c'è il penale anche perché è un monumento nazionale e all'interno del centro storico. Poi hanno violato le norme anti-Covid. Violato coprifuoco perché erano in azione dopo le 23, non indossavano la mascherina come hanno registrato i filmati, e poi la volontà di colpire il gioiello bassanese. Uno che parte a casa col pennarello o con l'altro penso che sappia invece cosa fare. Secondo Mazzocco si tratta di bassanesi che senza dubbio pensavano di farla franca, ma non è così. Linea dura. Certo, se dovessimo mollare
non ne usciremo più. E non è una bravata, non è una ragazzata, sottolinea l'assessore. Questa volta rischiano di pagarla cara. Qualcuno di loro ha anche commesso lo sbaglio di telefonare proprio in quel momento, abbiamo l'ora esatta delle telefonate partite dal ponte, per cui in un modo o nell'altro ne verremo a capo. A proposito, lancia un invito che dovrebbe essere colto al volo da questi incivili per non aggravare una posizione già difficile. Entro 24 ore a venire al comando ad autodenunciarsi per non peggiorare ulteriormente la loro situazione. Allora, questa sera nel TG Bassano tutte le informazioni, le interviste, gli approfondimenti, vedremo se riusciremo anche a recuperare qualche frame, qualche immagine dei filmati delle telecamere di sorveglianza del ponte per capire com'è andata. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, giornata fin qui importantissima, tantissime notizie, siamo stati in altopiano, in diretta per vedere questa campagna di vaccinazione straordinaria, un progetto pilota praticamente che potrà poi essere ripetuto nelle altre zone turistiche del Veneto, Veneto che sappiamo è la regione più turistica d'Italia, quindi le cose che si fanno da queste parti di solito sono poi un paradigma e un sentiero tracciato, un'autostrada in questo caso tracciata da far seguire anche ad altre situazioni, ad altre regioni. Siamo andati anche a Bassano perché si sono costituiti, si sono presentati gli autori del gesto vandalico sul Ponte Vecchio, giusto un minimo di riassunto. L'altra sera qualche sera fa, perché parliamo della notte fra sabato e domenica, qualcuno si è divertito a sporcare il Ponte Vecchio appena restaurato, il Ponte degli Alpini appena riaperto, con scritte, con qualche incisione anche, scritte con i pennarelli. Non sappiamo se bombolette o pennarelli a punta molto, molto grossa, però il fatto sta che il danno è importante, soprattutto perché, poi ne parliamo nei telegiornali di questa sera, bisognerà smontare e pulire, ripulire, ricolorare e rimettere a posto i pezzi. Non è che semplicemente si possa andare sulla scritta e coprirla, sarebbe un po' il tacon, come si dice in Veneto, peso del buso, quindi assolutamente con il ponte in queste condizioni appena restaurato non è il caso di fare errori di questo genere, quindi i lavori saranno importanti, complicati e probabilmente molto molto costosi. Si rischia il penale perché è un monumento nazionale, quindi è una situazione anche complessa che vi racconteremo nei nostri telegiornali. Facciamo invece un passo indietro per quanto riguarda la sanità nell'altopiano dei 7 comuni che vuole ripartire, rivede la stagione estiva a portata di mano, una stagione che dovrà essere quella del rilancio, tanto che l'ULSS 7 Pedemontana ha organizzato tutta una serie di aiuti, di anche coperture sanitarie, delle quali fanno parte, ne parliamo nel servizio, anche le vaccinazioni straordinarie appena iniziate. L'altopiano si prepara alla stagione turistica e anche l'ULSS 7 Pedemontana è pronta a fare la sua parte con un'assistenza sanitaria dimensionata sui picchi di presenze previsti per i mesi di luglio e agosto. Abbiamo messo in atto un sistema di sicurezza, soprattutto sull'area dell'emergenza, per fare in modo che comunque il primo supporto venga garantito e soddisfatto presso il nostro ospedale di Asiago. C'è anche un presidio di medicina turistica importante, presente nella giornata, in tutte le giornate, in una fascia oraria diurna, è presente una guardia medica notturna, quindi andiamo a mettere in atto tutta quella serie di azioni che annualmente ci consentono di garantire al turista di venire in altopiano in totale tranquillità. C'è un punto tampone aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13 qui presso l'ospedale di Asiago per permettere anche a turisti stranieri che debbano rientrare nel proprio paese di fare il tampone. C'è un servizio di pronto soccorso rafforzato, così come la radiologia e poi c'è un bellissimo servizio che è quello della dialisi per i turisti. Qui in ospedale possono prenotare e fare un ciclo di dialisi come fossero a casa loro. Nella lotta al Covid, l'ULSS 7 Pedemontana ha anche organizzato una sessione straordinaria di vaccinazione per 300 operatori turistici dell'altopiano presso il punto di vaccinazione di Roana. Abbiamo aperto delle agende di prenotazione e abbiamo ottenuto fino a poco fa circa 230 consensi su 300 posti ipotizzati. Qualora dovessero emergere ulteriori richieste o necessità, ci riorganizzeremo per ritornare in altopiano, dove abbiamo un po' il fulcro dell'area turistica di tutta l'azienda 7 Pedemontana.
Allora, torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus. Cadute le varie limitazioni con la zona bianca, siamo andati a sentire in questo caso i trevigiani per capire che cosa ne pensano. Andremo fuori a cena sicuramente con più calma e tranquillità, finalmente. No, starò a casa, tornerò più o meno verso il pomeriggio presto a casa. Magari nei fine settimana c'è più libertà di uscire, però non troppo tardi, sicuramente dopo le 11, magari dopo il fine settimana. Stare in giro in sicurezza, in un modo, con gli amici così, no, fino a sera tardi, no. Spero di sì, se possibile. In realtà ho ancora una conferenza online stasera, quindi mi sa che forse dopo sì, dopo vado in giro assolutamente. Visti gli ultimi bollettini e come sta andando anche insomma, la situazione con l'andamento dei vaccini in Veneto, sono ottimista. Fuori con gli amici sempre in sicurezza, però ovviamente essendo più rilassati e tranquilli e anche al bar senza avere la pressa di tornare a casa. Però sempre mascherine, sicurezza, distanziamento, tutto a posto finché non ci vacciniamo. In realtà a me i giovani non hanno mai preoccupato, perché vedo da loro più attenzione rispetto a tante persone più adulte, perché una cosa è gestire i giovani che capiscono e quindi diciamo che sono abbastanza giovani da poter capire. Invece gli anziani che hanno le loro abitudini è più difficile riuscire a estirpare loro le loro abitudini di incontrarsi, e quindi secondo me i giovani sono al momento il problema minore. Si è vista anche la campagna vaccinale che per i giovani sta andando benissimo. Non vedevo l'ora che arrivasse la zona bianca, che si possa muovere, che non esagerare, sempre con la mascherina, magari anche per strada, non so, però senza esagerare, ma finalmente si vive più tranquilli, anche perché essendoci molta gente che è comunque già vaccinata, io mi sento più tranquilla. Da Treviso a Vicenza sentiamo anche le opinioni dei vicentini. Veneto tornato da oggi in zona bianca, diverse le regole di comportamento che sono cambiate, fra queste il sì alle consumazioni al bancone del bar, sì alla riapertura dei centri culturali, ricreativi, sociali, rispetto del distanziamento, mascherina, se non si fa sport all'aperto o bambini di età inferiore ai 6 anni, patologie particolari o disabilità. Finalmente si dice addio anche al coprifuoco. Ma quanto conoscono queste nuove disposizioni i vicentini? Quali normative cambiano? Ma oddio, si può stare in giro fino a mezzanotte, se ben ricordo. Pensando ai ristoranti, locali pubblici, cambiano gli orari di apertura, il coprifuoco. Il coprifuoco cos'è? Il coprifuoco cos'è? Fino a mezzanotte o non c'è più? C'è fino a mezzanotte adesso, quindi prima dalle 10 si è passati alle 11, adesso a mezzanotte. Oggi siamo più allegri. E più liberi. E più liberi. E cominciamo a sentire il ritorno che avevamo qualche anno fa. Stare fuori oltre la mezzanotte, poi cenare nei locali, dobbiamo tenere la mascherina comunque. Le dispiace tenere la mascherina? No, per niente. Si cambia la libertà, il modo di uscire, di fare. Ecco, cos'è che è cambiato oggi rispetto a ieri, per esempio? Io non vedo tanta roba, sai. Sì, ma per esempio coprifuoco c'è ancora fino a mezzanotte? No, dopo mezzanotte non esiste più coprifuoco, però le gente sono diventate più responsabili. Io arrivo dalla Francia, quindi ok. Ma che cosa posso dire? Siamo in diretta? Okay. Mi ha trovato spiazzato. La domanda qual è, mi scusi? Forse la zona bianca fa un po' dimenticare anche le domande ai nostri intervistati. Allora adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG in diretta, in onda anche oggi con tutte le informazioni dal Veneto. Allora, abbiamo coperto un po' tutte le aree, abbiamo parlato di emergenza coronavirus, abbiamo parlato di vaccinazione, abbiamo parlato di cronaca e adesso, prima dell'ultimo blocco, prima di accompagnarvi fino all'ora di pranzo, andiamo a vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono
dati molto importanti perché ci fanno capire dove stiamo andando. Allora, ci sono 6.507 persone positive in questo momento nella nostra regione, un numero in continuo calo, eravamo a 20.000 solo qualche giorno fa e i numeri sono in crollo. Sono 88 i casi positivi riscontrati nelle ultime ore, c'è da capire se questo è un po' c'è qualche dato, c'è qualche numero in più o se siamo sempre nella media in calo del periodo. Totale casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 424.170. Poi i guariti 406.078, purtroppo sono da contare i morti, le persone che hanno perso la vita con il coronavirus sono 11.585 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Scendiamo nella seconda parte di questa importantissima tabella che ci fa capire la situazione della sanità in Veneto. Anche qui numeri in calo continuo, 487, siamo sotto quota 500 per quanto riguarda i ricoverati in area non critica, di cui 306 che si sono negativizzati. Quindi tecnicamente in Veneto di persone ricoverate in area non critica positive ce ne sono solo 181 e sono davvero poche rispetto ai numeri che ci ricordiamo. Sono 65 le terapie intensive impegnate, qui si fa un po' più fatica a calare, infatti sono ancora più le persone positive rispetto a quelle che si sono negativizzate, rispettivamente 37 e 28. Vediamo infatti i dati rispetto all'ultima rilevazione: 3 in meno in area non critica, 3 in meno in terapia intensiva e finalmente possiamo dire vediamo sempre più spesso il numero 0 nella casella dei decessi, vuol dire che non c'è stato neppure un morto nelle ultime ore con il coronavirus. Torniamo in studio sempre con la regia di Fabio Verin che ci insegue in questa scorribanda fra dati, notizie e servizi. Andiamo a vedere il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Allora, questi sono i dati riferiti alla mezzanotte di ieri, quindi al 7 giugno 2021. Sono 3.110.913 le dosi somministrate in Veneto, un bel numero dopo una partenza un po' zoppicante, dopo i rallentamenti dovuti all'assenza di vaccini che abbiamo visto nei mesi scorsi. Siamo a 43.852 dosi somministrate in più ed è un bel numero, ci stiamo avvicinando a quel tetto record di 50.000 annunciato da Zaia più volte nei giorni scorsi. Zaia ha detto il Veneto a pieno ritmo ha una capacità vaccinale di 50.000 dosi al giorno, siamo a 43.852, vuol dire che c'è ancora margine per migliorare. Prime dosi sono 2.087.417, quindi vuol dire che ci sono oltre 2 milioni di veneti che hanno ricevuto la prima dose. Siamo più o meno sotto la metà, però sta crescendo in modo serio anche questo dato. 36.299 le prime dosi. 1 milione di veneti, 1 milione per l'esattezza, 1.023.496 sono coperti completamente. 7.553 i cicli completati nella giornata di ieri. Il Veneto ha fornito il 91,3% delle dosi fornite ai magazzini regionali, quindi vuol dire che c'è ancora un po' di magazzino disponibile. Vediamo 98%, gli over 80, 87%, sempre prima dose, fascia 70, 60, 79, 60, 69, 80%, 62 si muove qualcosa finalmente anche sulla fascia 50, 59, purtroppo la fascia 40, 49 è un po' indietro e qui ci sarà da capire perché dopo giorni dall'apertura di questa fascia siamo ancora con un 27,1%. Disabili coperti con almeno una dose 75,9%, vulnerabili 76%. Questi sono i dati. Vediamo che la settimana scorsa si è conclusa con un buon 264.000, questi sono i dati settimanali, vedete ognuno di queste stanghette rappresenta una settimana, 264.000 nel corso della settimana scorsa, molto bene, e vediamo che questa settimana è partita decisamente bene. Allora, questi erano i dati della campagna vaccinale, dati che ci stanno dicendo più o meno questo, facciamo un riassunto rapidissimo. Da una parte crollano i ricoveri, crollano i contagi, il dato è davvero bassissimo,
ovviamente tutte le precauzioni del caso, sempre mascherine, no agli assembramenti, igienizzazione delle mani, massima attenzione, lo ha detto anche Zaia nel servizio che sentiremo fra poco, non è un libera tutti, non è una festa liberazione, è una zona bianca dove dobbiamo essere molto responsabili. Dall'altra c'è una campagna vaccinale che corre e pare che il Veneto sia ai primi posti, forse al primo addirittura in Italia, per numero di vaccini, coperture, quindi una campagna vaccinale che corre decisamente verso l'estate. Con queste premesse possiamo guardare con fiducia al futuro. Adesso però sentiamo, per concludere questo riassunto famoso delle puntate precedenti, che cosa aveva detto il governatore Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa disponibile. Siccome qualcuno vorrà anche sposarsi, avrà delle celebrazioni, ci sarà una cresima, un battesimo, allora io dico questo: chi ha le partecipazioni avrà un canale preferenziale per vaccinarsi subito. Nel primo giorno di zona bianca la Regione dà un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, creando una corsia preferenziale per chi deve partecipare ad un matrimonio oppure ad un evento, sempre utilizzando il sistema della forzatura sul sito delle prenotazioni. Però dovete andarmi con le partecipazioni al centro vaccinale, che sono state fuori che tutti vanno al matrimonio. Seconda notizia riguarda gli over 60 che non sono ancora vaccinati. Tutti quelli che hanno più di 60 anni possono andare senza appuntamento, con accesso diretto in qualsiasi centro vaccinale, e hanno diritto ad avere la vaccinazione con Johnson & Johnson, una dose sola. Ultima chiamata per una categoria ancora molto a rischio. Per i non vaccinati la Regione mette a disposizione le 70.000 dosi Johnson & Johnson arrivate, una dose, nessuna prenotazione. È straordinario perché abbiamo passato i 3 milioni di inoculazioni, quindi grazie a tutte le donne e uomini della sanità, volontari, tutti quelli che lavorano nei famosi 60 centri vaccinali. Di questi 1 milione ha già completato il ciclo vaccinale e dopo Pfizer, è notizia di oggi, anche Moderna ha chiesto all'Agenzia Europea per i Medicinali EMA l'autorizzazione all'uso per gli adolescenti per il suo vaccino anti-Covid. Nel giorno in cui in Veneto si conta un unico decesso, il presidente Zaia continua a chiedere il rispetto delle poche semplici regole rimaste. Non è la festa della liberazione. Ci vuole prudenza. Distanziamento, mascherina, attenzione agli assembramenti. Adesso c'è sto tormentone nazionale. Quanto porteremo la mascherina? Io non dico più quando servirà? A breve la Regione presenterà il nuovo piano di sanità pubblica. Non ci sarà un abbassamento della guardia con il contact tracing, promette Zaia. Anzi, oltre al personale sanitario e delle case di riposo, è allo studio un piano di tamponi a campione sulla popolazione. Non cagliamo la guardia con il contact tracing e con i tamponi. Se vi aspettate che la Regione metta via la macchina dei tamponi, vi sbagliate. Ora andiamo a vedere il risultato molto importante raggiunto dall'ULSS 6 Euganea. Andiamo a Padova per quanto riguarda la campagna vaccinale nel fine settimana. Dovremmo riuscire a parlare anche con Valentina Visentin dalla redazione padovana, ma vediamo che Skype oggi è un po' lento. Oggi c'è uno Skype un po' pigro e quindi cerchiamo di capire durante il servizio se riusciamo a collegarci con i colleghi padovani. Abbiamo fatto effettivamente grossi numeri in questi ultimi giorni. Commenta così Paolo Fortuna i numeri da record di un weekend di fuoco per la campagna vaccinale dell'ULSS 6 Euganea. 40.422 vaccini somministrati tra venerdì e domenica, per una media giornaliera di oltre 13.400 vaccinazioni. Si procede a ritmi serrati, con slot aperti da sabato per gli operatori del turismo e dei centri estivi e le prenotazioni per i soggetti dai 12 anni in su. Campagna vaccinale che si gioca anche sulle adesioni dei giovani che al momento hanno risposto in massa. Avendo aperto a tutte le categorie di età, in realtà molti operatori turistici si erano già vaccinati dopo la fine. C'è un grandissimo interesse oggi anche dei ragazzi, dei giovani a vaccinarsi, e questo prova ne è che tutti gli slot che appunto abbiamo aperto per loro sono andati di fatto a ruba. Questo ovviamente ne apriremo ancora, vengono aperti in relazione alla disponibilità di vaccini e quindi la programmazione praticamente seguirà. E io mi auguro appunto che con questa estate si chiuda comunque appunto l'operazione vaccini. Molti dicono la chiave della vaccinazione sono proprio i giovani. Assolutamente sì.
Ok, rimaniamo a Padova perché, allora, sempre in attesa di poterci collegare con la redazione, vi ricorderete la vicenda del medico di origini camerunensi che è stato aggredito durante una visita fiscale per conto dell'INPS, un cittadino di Chioggia. Ieri ha ricevuto la visita del presidente nazionale. Però prima di vedere questo servizio cerchiamo di capire se... Noi vediamo Valentina Visentin nel nostro monitor del servizio, ma è bloccata, quindi vuol dire proprio che oggi lo Skype padovano non ha intenzione di darci una mano. Quindi vediamo il servizio sul medico aggredito a Chioggia, medico padovano. Ho paura di ritornare lì perché quella situazione mi ha veramente scosso tanto. Mi sono ritrovato lì intrappolato e non sapevo come agire, per quel motivo, soprattutto adesso che penso all'accaduto, io ho paura di ritornare lì. Nonostante la solidarietà di cittadini, colleghi, sindacati, del sindaco di Padova, città dove risiede, e dei vertici regionali e nazionali dell'INPS, il dottor Yontu vive ancora la paura per l'aggressione subita a Chioggia da parte di un cittadino rientrato a casa in ritardo sull'orario di presenza obbligatoria per la visita fiscale. Non prova disprezzo per chi lo ha aggredito e invita tutti ad allargare la visione del problema. Non sono arrabbiato né con i cittadini italiani né con gli abitanti di Chioggia. Semplicemente l'atto che è stato fatto da quella persona e difeso da quelli che erano vicino, che non hanno mosso un dito, è l'atto che va condannato. Quindi veramente spero che le persone buone che ci sono possano aiutare, sensibilizzare gli altri a capire che il medico non deve essere un bersaglio delle frustrazioni di pazienti, ma soprattutto una persona non dovrebbe neanche essere giudicata dal colore della pelle. Con l'occasione ha ribadito che come medico fiscale io non mollo, vado avanti e soprattutto anche per le persone buone che ci sono e che mi stanno anche sostenendo finora, per quello non mollo, vado avanti e spero veramente che cambi qualcosa. Lui sta andando lì a verificare che quel lavoratore non fosse un falso malato, a tutela della finanza pubblica. Porremo denuncia, faremo formare querela contro i fatti accaduti. Noi come istituto cercheremo di metterlo nella condizione di maggiore protezione possibile proprio per evitare che questo genere di episodi, è il secondo episodio nel giro di 2 mesi che lo interessa personalmente, non abbia a ripetersi ulteriormente in futuro. L'aggressore avrebbe detto di aver aggredito Yontu in preda alla disperazione in quanto invalido. Al suo posto poteva esserci un altro medico fiscale e avrebbe fatto la stessa cosa. Devono cambiare i rapporti umani, dottore, forse allora, in generale? Sì, bisogna abituarsi al diverso, bisogna essere umani, Restiamo a Padova, andiamo a sentire Valentina Visentin in collegamento via Skype con Federico Cibotto. Valentina, le ultime novità dalla città e dalla provincia, buongiorno. Sì, buongiorno, abbiamo gli ultimi dati perché si è appena conclusa la conferenza stampa di azienda ospedaliera per fare il punto sull'andamento dei contagi, dei casi Covid in città e provincia. Possiamo dire che è una bella notizia, i dati sono buoni. Abbiamo il rapporto rispetto a 15 giorni fa, quando c'era stato l'ultimo resoconto dell'azienda ospedaliera, e si mantiene quel calo costante sia di ricoveri che di nuovi casi. Quindi sostanzialmente la situazione sta andando via via migliorando e soprattutto si è arrivati ad andare sotto quota 1000 di casi positivi a Padova e provincia. Attualmente ce ne sono 939. Lo ricorderete che intorno ad aprile si era già arrivati anche ai 9000 casi, quindi insomma veramente sono dei dati davvero incoraggianti quelli che stanno fornendo oggi i medici dell'azienda ospedaliera. Di fatto sono calati di 650 casi rispetto a 15 giorni fa, perché 15 giorni fa a Padova e provincia c'erano 1500 positivi e quindi adesso con i 939 vuol dire che c'è stato un calo di 650
di 650 casi. Ci sono anche meno richieste di tamponi, quindi su 17.681 tamponi effettuati in 15 giorni ne sono risultati positivi 151 e di questi solo 17 riguarda persone con più di 65 anni. Questo significa che la campagna di vaccinazione sta andando bene e che sta coprendo quelle fasce d'età più a rischio. Diciamo che ci sono attualmente 18 persone ricoverate in azienda ospedaliera, la maggior parte si trova in area medica, quindi nel reparto di malattie infettive, l'ultimo rimasto destinato a pazienti Covid, quindi anche l'area meno critica, 2 in terapia intensiva e 6 in subintensiva. Ma la cosa più importante è che non si registrano nuovi accessi in terapia intensiva dal 20 di maggio, quindi i pazienti che sono attualmente ricoverati in terapia intensiva vuol dire che sono arrivati in quel reparto prima del 20 di maggio e che sono quindi pazienti che stanno lottando contro il Covid da un periodo più lungo. Valentina, allora intanto informazioni importantissima questa, perché abbiamo appena letto i dati regionali, abbiamo visto crollano i numeri, salgono quelli delle vaccinazioni, quindi la situazione sta volgendo decisamente al bello. Noi abbiamo giusto qualche secondo per sapere se ci sono novità di cronaca da Padova, poi dobbiamo chiudere. Sì, c'è una novità di cronaca, purtroppo riguardo un incidente che era accaduto domenica nella Bassa Padovana a San Pietro Viminario. Era rimasta ferita gravemente un'anziana di 88 anni, purtroppo la signora non ce l'ha fatta, è spirata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì proprio per le conseguenze di questo drammatico incidente che è avvenuto a pochi metri da casa sua. Valentina. Questo è l'unico aggiornamento di cronaca per il momento e purtroppo anche una rapina che c'è stata sempre ai danni di un anziano a Vigonza ieri nel tardo pomeriggio. Allora, tutto questo lo vediamo nei telegiornali di questa sera delle nostre emittenti. Intanto grazie per queste informazioni buone, quelle del coronavirus, meno piacevoli naturalmente, meno buone quelle di cronaca. Vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Per ringraziarvi per essere stati con noi in questa edizione del Focus TG, tante le notizie, tante le novità, tutto quello che abbiamo detto finora lo vediamo approfondito con interviste, immagini esclusive questa sera nei telegiornali TG Bassano, TG Vicenza. Ringraziamo Fabio Verin in regia, vi auguriamo un buon pomeriggio.